Buonasera a tutti. Ciao Mary! Ciao Claudio, bentornato. Salpietro, questa sera con noi ci sei mancato, però non potevamo chiudere l'anno senza la tua presenza e senza tutti gli artisti che di solito sei solito portare. Mi sei mancata pure anche te. tu tanto. Mi siete mancati tutti i telespettatori, radioascoltatori di Bella Radio TV. Siamo contenti che sei ritornato, anche perché questa è l'ultima puntata di questo 2025, ultima puntata organizzata da te insieme a Raff D'Amico. Stravolgiamo un po' quello che è stato il nostro percorso sino ad oggi, perché da questa puntata in poi ci saranno delle novità che riguardano anche te che ci state guardando o ascoltando, e adesso vi descriveremo quello che succederà. Allora, noi siamo arrivati qui nella casa di Bella Radio TV con Amici per la musica nel cuore, spettacolo ideato da me e da Franco Raciti. Ovviamente partecipavano tutti i ragazzi, artisti che hanno dei brani inediti, che hanno già una posizione, diciamo, nel campo artistico. Io e Raff vogliamo dare la possibilità a tutti coloro che inseguono il sogno di andare in TV, quindi da questo nasce il The Talent Show. Tutti coloro che inseguono questo sogno possono inviare un video dove si esibiscono. Lo possiamo mandare a te. Allora, aspetta, specifichiamo, si esibiscono in qualsiasi menzione, non riguarda solo il canto, giusto? Sì, esatto. Anche se ballano, anche se sono, diciamo, dei performer. Esatto, anche se siete dei cabarettisti, dei giocolieri, dei maghi, insomma, qualsiasi cosa che riguarda l'arte, ovviamente la TV, potete appunto partecipare facendo questo video, dicevi? Sì. Mandano questo video a me, Claudio Salpietro, a Raff D'Amico oppure a te, noi li valutiamo e poi ovviamente li invitiamo all'interno del Talent Show. Esatto. Questa cosa è molto bella. È molto bella perché darà l'opportunità a tanti di voi di poter realizzare questo sogno di andare in TV. Quindi iniziatevi a fare questo video. È una nostra soddisfazione. Vedervi felici è il nostro obiettivo. Quindi mi raccomando. Che poi questa sera abbiamo diversi ospiti che riguardano tanti campi artistici. Sì, oggi è un po' la puntata d'apertura, dove ci sono anche degli amici che hanno già partecipato anche a livello nazionale in TV, però ci sono dei concorrenti che non hanno mai partecipato in TV. Quindi ragazzi, sarà una di quelle puntate bellissime dove ci divertiremo, mettetevi comodi perché sono sicura che vi divertirete, ascolterete diversi generi musicali. Certo. E soprattutto ci sarà anche da sorridere. Io dietro le quinte ho visto dei personaggi travestiti in modi bizzarri e dopo scoprirete quello che succederà. Ci voleva Claudio per fare tutto questo. Tutta una sorpresa questa sera, amici di Bella Radio TV. Allora, partiamo? Direi di sì, anche perché il tempo stringe e abbiamo tanti ospiti e questa sera iniziamo in un modo molto particolare, con una band che conoscono tutti, però diciamo che per la prima volta vengono qui su Bella. Vengono per la prima volta e loro sono il primo e unico gruppo a livello nazionale che fanno le cover band dei Cugini di Campagna, e sono i cugini dei Cugini di Campagna! Vai! Io nel frattempo sistemo qui perché adesso ce li facciamo. Sistemiamo. Posizioniamo tutti quanti. Stanno arrivando. Nel nostro palco. Raga, io già li ho visti, anche perché i Cugini di Campagna hanno un look molto particolare e loro lo sono altrettanto. Non fanno da meno. Benvenuti. Abbiamo, vabbè, dopo li presentiamo. Sì. Prego, andiamo ragazzi. Prego, dai, venite. Con questo look bello, stratosferico, buonasera, prego si accomodi, io mi metto in mezzo a voi due nel frattempo. È un altro pezzo che conosciamo bene, prego. Allora, questa band nasce dall'idea del suo creatore, Mary, se vai, lui si chiama Carmelo. Carmelo, buonasera e ben arrivato. Buonasera a tutti, questo gruppo l'ho creato io, così con Orazio Polisi ho detto facciamo il gruppo dei Cugini di Campagna. Lui ha detto ok e l'abbiamo formato. Belli, sono lui si chiama Orazio. Qui c'è il microfono, buonasera. Lui è un parente dei Cugini dei Cugini. Lui è un parente dei Cugini dei Cugini? Carmelo. Me lo apri? Qui abbiamo il nostro caro Gino. Ciao Gino, parla al microfono. Io sono di Zapperana, sono uno che faccio parte della band e ci divertiamo, dai. Ci piace. Lui mi sa che lo conosco. Bravo. Ha un profilo conosciuto lui, mi sa proprio, sai? Perché non ti presenti? Monellaccio. Sono Raff D'Amico. Buonasera Raff. Faccio anche
parte di questo gruppo dei cugini di campagna. Sai che non me l'aspettavo? Tutto Mister Stranne che Raff. E voglio dirti anche un'altra cosa, signori, io sono il manager dei cugini di campagna, quindi siccome loro sono in giro, hanno girato tutta l'estate, non solo nelle piazze, se c'è qualcuno che li vuole nelle sue piazze, nei compleanni, eccetera, eccetera, basta contattare me oppure Raff. Ma non è che ti vedrò anche a te parte della band prima o poi? No, io non... E non lo so, sai che qua... Non sono così bravo col falsetto. Quasi quasi lo vediamo qui con qualche strumento. Gli porto gli strumenti. Va bene. Allora, possiamo già svelare il brano? Io già penso che hanno immaginato da casa quale sarà il brano, perché il cavallo di battaglia dei cugini di campagna. Sì, io do il microfono. Vieni di qua. Vi esibirete, ovviamente sono sicura, con Anima mia, Esatto, giusto? esatto. È quella? Esatto. Va bene, e allora ve li lasciamo, i cugini dei cugini di campagna. Un applauso per loro! Strada mi vide come un'ombra, mi seguì col viso in atto di chi mondo sfida, e tieni a piedi un uomo con un sì, nel cuore aveva un volo di gabbiani, negli occhi la paura del domani, come un ragazzo me ne innamorai, la notte lei dormiva sul mio petto, sentivo il suo respiro su di me. Dentro il letto c'è ancora il suo sapore qui con me. Anima mia, come casa tua ti aspetterò, dovessi odiare queste mura. Anima mia, nella stanza tua c'è ancora il letto come l'hai lasciato tu. Avrei soltanto voglia di sapere, non cercarmi che fine ha fatto e chi sta con me, non pensarmi senti un da freddo nella notte, se sciolgo i suoi capelli oppure no. Anima mia, torna a casa tua, ti aspetterò, dovessi odiare queste mura. Anima mia, nella stanza tua c'è ancora il letto come l'hai lasciato tu. Anima mia, nella casa tua ti aspetterò, dovessi odiare queste mura. Anima mia, nella stanza tua c'è ancora il letto come l'hai lasciato tu.
tutti. I cugini dei cugini di campagna, meravigliosi ragazzi, bravi e complimenti davvero di cuore, siete stati strabilianti, io non avevo ancora avuto il piacere di vedervi, ma mi avete lasciata senza parole, bravi, vieni qua. Oh, Claudio? Sì. Sì. Allora, vuoi salutare qualcuno a casa? Volete salutare qualcuno? Sì, Approfittatene, no? Facciamo anche gli auguri di buon Natale, Grazie. ragazzi. Intanto facciamo l'auguri a Auguri tutti quelli che ci a seguono. Bella Radio, a tutti i radioascoltatori Speriamo che che ascoltano Natale questa sia bello radio. per Auguri tutti. a tutti voi da casa. Raffa, tu tanto rimani con noi. Poi Raffa, faccio- rimani. Sì. Poi saluto a mia moglie, i miei figli, penso che saranno tutti là. davanti alla che TV a guardano. guardare. È una Poi cosa... c'è il mio amico Salvo che era nel gruppo, vorrei salutarlo che per lui era Ciao, uscito, Salvo. era stato Coraggio. Salvo Raffaele. Cullotto. E poi voglio salutare salutiamo, ciao, un Salvo. particolare saluto Certo. a Franco Femminò che lui ci è sempre sostenuto, va. Il primo sostenitore. Ok. Quindi mi raccomando, se volete i cugini Grazie dei a cugini tutti. di campagna, contattateci, loro sono sempre pronti. Potete contattare a Claudio, a Raffi, per noi siamo sempre qua, Disponibili. sempre disponibili. Grazie a tutti voi, grazie per Mary, che avete invitato. da 1 a 10 il voto prima Il esperienza. 10 glielo diamo, ragazzi, sono bravissimi. Bravissimi. Complimenti. Ciao ragazzi, vi salutiamo. Alla prossima. Alla Vi aspettiamo prossima. presto, grazie. Raffa, tu rimani con noi. Grande Carmelo. Bravi, complimenti. Nel frattempo Grande io Gino, sposto saluta la famiglia. Questo uno di qua. Uno lo mettiamo di qua, là, così, esatto. e allarghiamo di nuovo il nostro palco. Allora Raff, bella quella chitarra. Qualche giorno mi ci devi fare un giro. Ma lui neanche la sa suonare, fa la Adesso finta. vai, fish. Sono dettagli quelli. Se sai suonare o non sai suonare, sono dettagli che lasciamo qua, come si suol dire, interloquio. Io so suonare il campanello, signore. Io Vabbè. anche il citofono. Allora, Ho il clacson. ecco, quello lo uso raramente, quando è indispensabile, però mi ci appiccico. Oggi Raffa è rimasto con noi. Sì, Perché c'è un qualcosa dove lui deve essere presente. esatto. Perché hai portato un altro talento Un talento. che ha, diciamo, Dillo un tu. piacere personale. Sì, Salvo Garozzo che piacciono tutte le mie canzoni, quindi stasera su Bella Radio TV vuole portare una delle mie canzoni. È una bella cosa questa. È una bella Sì, cosa perché grazie. questo ragazzo che lo invito a chiamare, chiamiamo Salvo Garozzo, vieni qua Salvo! La canzone è quello che vorrei. Do quello microfono? Sì. Aspetta che prendo il microfono. Vieni qua Salvo, vieni qua. Grande Salvo, adesso arriva Mary, ti presento Mary Milano. Milani. Ciao, Milani, Salvo. Milano Buonasera. e Bologna. Esatto. Buonasera a tutti, buonasera. Quindi questo amore per la musica di Raffa? E la musica di Raff mi trasmette belle emozioni, quindi mi fa piacere cantare le sue canzoni. Quale hai scelto tra tutte quelle sue? Quello che vorrei. Bella, un brano Io molto... volevo dire due parole di questo ragazzo. Questo ragazzo mi ha colpito perché l'ho visto cantare le canzoni di Raff in diversi contest, nelle piazze. Lui mi ha detto bravo, veramente bravo. Io ho detto a lui Salvo, complimenti, secondo me poteva arrivare primo, secondo. Mi ha detto non mi interessa il piazzamento, l'importante è divertirsi. Secondo me strada ne puoi fare. Vai, Grazie, ti Claudio. faccio un in bocca al lupo. Crepi, grazie. Andiamo? Abbiamo quest'altra scoperta, lo lasciamo qua? Sì, Raffa- prima volta nel piccolo schermo. Andiamo? Grazie. 1, 2, 3, vai con quello che vorrei. Salvo Garozzo, vai. Grazie, grazie. Quello che vorrei è averti spesso qui vicino a me e non avere bisogno di altro. Quello che mi dai è come avere il cielo tra le mani. Dice che va ma alla fine rimani qua. Nella vita ho perso tanto ma giuro non potrò mai perdere te. Il mio pensiero va in questo viaggio d'amore con te. Quello che vorrei è vedere te dentro i giorni miei qui vicino a me. Con te viaggerò in 1000 più città, gireremo il mondo se la mia realtà. Mai ti perderò, non succederà, pure in mezzo
vita con te e darti tutto senza niente in cambio. Quello che farei, ti darei tutto ciò che mi chiedessi, farei di tutto pur di non lasciarci. Ma nella vita ho incontrato te e per niente al mondo io ti cambierò. Il mio pensiero va in questo viaggio d'amore con te. Quello che vorrei è vedere te dentro i giorni miei qui vicino a me. Con te viaggerò in 1000 più città, gireremo il mondo, sei la mia realtà. Mai ti perderò, non succederà, pure in mezzo al buio io ti troverò. Quello che vorrei è vedere te dentro i giorni miei qui vicino a me. Con te viaggerò in 1000 più città, gireremo il mondo, sei la mia realtà. Mai ti perderò, non succederà, pure in mezzo al buio io ti troverò. Complimenti. Grazie. Complimenti davvero. Grazie. Da là? Vai. Per essere la prima volta. Aspetta che non si è sentito. Stavo dicendo, sei emozionato? Sì, tantissimo. Sì. Vuoi salutare qualcuno? Sì, volevo salutare innanzitutto i miei genitori che mi stanno seguendo da Come casa. si chiamano mamma e papà? Orazio e Melina. Signor Orazio e Melina, mua, le mandiamo un bacione. Poi volevo salutare tutti i miei amici di Calatabbiano che anche mi stanno seguendo. In tanti. Tanti mi stanno Aspetta, seguendo. a Calatabbiano lo saluto anche io perché ci siamo andati quest'estate Sei stata in durante concerto. il concerto di Olem, ci siamo divertiti, è stato bellissimo, Sì, è bellissimo. un'accoglienza proprio decore, un bacio a tutti i ragazzi di Ma Calatabbiano. Calatabbiano è molto affezionata Ma a è Bella Radio TV, bellissima. quindi È stato bello. Me lo mi ci- fermavano, ma quando tornate? Organizziamo, Siamo qua ragazzi! con un vostro concittadino. Sì, grazie. Grazie a te anche Claudio di essere qui stasera perché mi ha dato una bella emozione. Grazie. Bravo. Ma l'emozione è tutta mia e di me. Grazie. Grazie per essere stato con noi. Ritorna. Batti 5 riaspettiamo. alla grande. Grazie. Questo passalo agli altri. Spieghiamo un attimino per chi ci sta seguendo, se anche voi volete partecipare in questo talent show, mi raccomando contattateci perché è una puntata, cioè è un appuntamento aperto a tutti. A tutti, esatto. A tutti coloro che amano Che lo fare fanno per qualcosa. passione. Chi è il prossimo ospite che ci hai portato stasera? È l'ideatore di Amici per la musica nel cuore, Franco Raciti, cantautore. Buonasera, ciao Franco! carissima, come stai? Io bene, tu come stai? Ci vediamo sempre, no? Perché Sì, la ci sei musica è manca sempre nel cuore. Ci Ecco. sei- Allora Ciao, Claudio. non abbiamo solo artisti allo sbaraglio, abbiamo stasera anche degli artisti affermati. Sì, come prima puntata ho invitato tanti ospiti. Vabbè, ci sta. Allora, Franco Allora, Raciti, intanto io voglio fare tanti auguri di un felice Natale nel mondo intero. ci associamo? Poi ho girato un po' con la musica. A Roma. Sono stato a Roma, ci dobbiamo tornare Hai insieme. buttato la monetina nella fontana di Trevi Ecco. e sei quindi, ritornato. Però voglio ritornare sempre nella bella radio. Qua perché sei a mi casa trovo tua. bene, Qua brava, sei a casa grazie. tua. E oggi ci canta il suo tormentone, voglio stare tranquillo. Tranquillo, grazie. E io lo voglio ascoltare, 1, 2, 3, vai! Vai! Voglio stare tranquillo, senza perdere tempo. Tu mi stucchi il cervello per avere un mandrillo. Ma io lavoro per avere poco e male. Tu prendi il mio sale per condire i tuoi sì. Tu cerchi il pelo mentre monti alla rovescia. Tu fai l'esistenza, un cuscino per te. Voglio stare tranquillo, tranquillo, tranquillo. Voglio stare contento, tranquillo, con te. Non voglio niente
su una mina, può scoppiare senza botto e non basterà un cerotto. Tu mi rompi le palline e poi mi sgrani le sensine. Ti ho cresciuta, ti ho vestita e ti ho messo sulla vita. Certo so che sei gelato ed è questo il risultato. Tu mi acchiappi, mi strapazzi e non fai mai tuoi cazzi. Tu ti agiti per niente, a da fare indifferente. Resta ferma, non parlare, o ti do per basta un cane. Ma dalla vita dimmi adesso cosa vuoi. Se non ti basta ciò che sei e quel che hai. C'è un mondo intero dentro e intorno agli occhi tuoi. Tu non lo vedi e male stai. E io voglio stare tranquillo, tranquillo, tranquillo. Voglio stare contento, tranquillo, con te. E a me che ondeggio già fra crisi e identità. Tu togli loro e dai stress e fatica. Amore mio, voglio stare tranquillo, tranquillo, tranquillo. Che vita è? Devo stare tranquillo, tranquillo, tranquillo dentro di me. Voglio stare tranquillo, tranquillo, tranquillo coi tuoi perché. Stare fermo da sballo, tranquillo con me. Grazie! Grazie Franco Mary! Raciti. Grazie! Sal Pietro! E io con Franco Raciti sono tranquillo. Grazie, grazie. Tranquillo. Torneremo noi a marzo con Sì. Amici nella musica nel cuore. nel cuore. Grazie. Alla A marzo, prossima. a marzo Grazie, ritorna. Franco Raciti, A marzo ascolta. ritorniamo con Amici per la musica nel cuore, quindi segnatelo nel calendario. Tenetevi pronti perché ci sarà anche questo bel appuntamento che ci ha tenuto compagnia in tutto il 2024, abbiamo fatto diverse puntate. Allora, 3 ospiti, 2 che non conoscevamo e che sono venuti per la prima volta. Adesso il quarto invece... Il mio maestro, il maestro Salfi, cantautore! Oh! Maestro! Buonasera. Lui lo conosciamo, è già venuto altre volte. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, poi io vi conosco perché vi vedo. Ci vede? Madonna. Dai tempi addietro. Io una volta facevo la radio là sotto. Ah, quindi amante delle radio pure lei. Comunque parecchi anni fa lo facevo perché io faccio musica e quindi mi dovevo pubblicizzare. Certo. Maestro, ma è un po' raffreddato? C'è il mio allievo qua, che ti avevo visto? Un po' raffreddato? No, assolutamente. Ieri sera che siamo stati allo stadio ci siamo presi tutta l'acqua. Un applauso a lui, tutti i tifosi Catanesi. che nonostante il brutto tempo eravate lì e sono venuti da tutte le parti. Lo stadio Massimino era prepotente e presente soprattutto. Mary, Quanto noi siamo importante. 2 tifosi del Catania, quindi qualche volta lunedì veniamo, no? A trovare Mary. Il lunedì e il venerdì dalle 19 alle 20 noi abbiamo la puntata di Sotto il cielo Noi rosso azzurro, qualche eravamo in volta- prima fila e quindi l'acqua ce la siamo presa tutta. di faccia. Neanche una goccia. Una piccola ripresa, niente. Però l'importante è che siamo qua. Bravo. Ancora siamo vivi. Ancora voglia di star vivo! Ha voglia! Mi ritrovo a avere un orgoglio personale con il mio allievo che ha fatto tantissima strada. Grazie, maestro. Come la canzone Hai tanta strada. Mi ha scoperto il maestro Salfi. Tantissimo tempo fa. Mi è piaciuto il suo modo di fare, di esprimersi, di presentarsi, lo stile di un cabarettista. E mi sono detto, senti, io ce l'ho qualche canzone buona per te con quest'aria. Ora ne ha più di 30 canzoni. Cioè, ancora chissà quando ne arriveranno. Comunque è un ragazzo che non si fermerà mai, non si ferma. Ma bisogna andare avanti nella vita sempre. È sceso ora da Genova, per esempio, che aveva una... Da Sanremo, sì, un'amica mia che ha partecipato a Area Sanremo, che saluto, che è Auri Music, doveva essere con noi, conosciamo, un però bacione. sta poco bene, la saluto con affetto, riprenderti, adesso si riprende. riprenderti perché ti aspettiamo nelle prossime puntate. Lui ha tanta strada comunque. Maestro, il brano che ci fa ascoltare questa sera? Una vita vera.
Conosco il videoclip bellissimo girato a Siracusa che sta girando da tanto tempo nei social. Un po' in tutta la Sicilia, sì. Ce lo fa ascoltare? Sì, certo. 1, 2, 3. Grazie. Salfi, cantautore, maestro mio. Vai! Ho visto nascere un temporale fatto di poesie banali e donne che sfilavano nei lunghi viali al mare a dare, ad ottenere un po' d'amore. Ho visto poi incollare manifesti sopra i muri a pubblicizzare quello che nessuno potrà avere, speranze marinare, promesse fatte male e falsità di chi non sa capire che cos'è una vita vera, 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 e falsità per chi non sa nemmeno che cos'è una vita vera, vera, vera. Vorrei poterti per sempre amare, starti vicino senza mai pensare di andare in giro per il mondo a cercare un'altra vita, a cercare quello che qui non si trova. Vorrei poterti dire che ti amo da morire, ma che il tempo non mi lascia neanche il tempo di provare. Rimango a immaginare in che modo devo fare. È verità che qui non c'è più un Dio che ci dà una vita vera, 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 e falsità per chi non sa nemmeno che cos'è una vita vera, vera, vera. Una vita vera, 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 una vita vera, vera, vera. Bravo maestro, complimenti. Grande maestro, la voglio bene. Davvero bravo ed è Una vita sempre un vera, piacere. Una vita vera l'ho scritta perché io nel mondo vedo troppe cose che non, cui la che non gente vanno. sogna una vita vera. Maestro, Che non grazie di cuore. Grazie Gli a deve te. fare gli auguri a mamma Graziella che la segue sempre. Ciao mamma Graziella, auguri. Ti ringrazio per il fatto che mi segui, che non è una cosa da poco. Grazie maestro. Ciao. Buon Natale. E forza Catania. Sempre. Allora, Adesso ho sbirciato la scaletta, ho letto qualcosa che mi intriga particolarmente tanto. sì, abbiamo due special guest che vengono direttamente dalla corrida condotta da Amadeus di quest'anno. bene. Lui è stato fino a pochi giorni fa lì, è andato in onda per 2 volte, è stato ripescato, quindi il più votato nei social d'Italia, con le sue esibizioni che ora vedremo. Parliamo di Enrico Jaguar! Vai Enrico! Buonasera! Aspetta, ti tengo questo così parli al microfono. Cosa? Va bene, dai, ok. Le 7 sfere! Abbiamo le 7. Ehi, compare, qua. Vieni qua, dai. Che abbiamo anche
il drago di Dragon Ball. È presente quando hai le 7 sfere e puoi esprimere il desiderio? Noi ce l'abbiamo. Allora Enrico, intanto cosa devi dire velocemente? Sei stato alla corrida di Amadeus, esperienza bellissima, no? Sì, sono stato per 2 volte alla corrida di Amadeus, una bella esperienza. Ho portato i personaggi che io faccio animazione, che farò il 31. Che dopo lo diremo. Dopo diremo dove sarai ospite, perché abbiamo anche la locandina. Quindi stasera interpreterai Dragon Ball. Sì, Goku? è tutto arti marziali, tutto Goku, Kung Fu. quindi. Sì. Ma diventerai anche un Super Saiyan? Sì, di terzo livello. Stavo chiedendo di quale livello. Lui si trasforma in Batman, Superman, in tutti i personaggi. Però stasera in Dragon Ball. Sì. Stasera in sì, Goku, anzi. Goku, sì, Super Saiyan. Allora, Ok. vuoi dire Rimanga telespettatori? il maestro Tartaruga. Lo vuoi dire telespettatori con la voce particolare cosa farai Sì, stasera? perché faccio imitazioni pure. Vai, dillo con la voce da capostazione. Attenzione, stasera attenzione, faccio Dragon Ball, attenzione. E noi cosa facciamo? Andiamo? Solo una domanda, vuoi la... No, lui si esibisce. No, così, Il microfono lo dai a me. 1, 2, 3, vai! Quante avventure fantastiche, fra mille azioni acrobatiche, tanti avversari da battere, con forza e volontà, sei veramente fortissimo, ma tu non sai dove arriverai. Con le 7 sfere D-R-A-G-O-M-B, combatti per trovare il Dragon Ball, il drago delle 7 sfere, Dragon Ball, però nessuno sa dove
Kamehameha. Grazie. Guarda. Niente. Trasformati in Super Saiyan, guarda. Guarda come faceva Goku. Trasformati. Senti, ma anche la coda! Anche la coda! Non è da tutti, Anche la coda! Io gliel'ho notata. Laura di potenza. Esatto, aspetta, questa, la parrucca me la voglio provare pure io, voglio vedere come sembro bionda. Scusate un attimo, vediamo un attimino qua. Scusate? Vai. Trasformati, vai. Sono un Super Saiyan di livello fashion. Kamehameha! Dov'è la sfera del drago? Qui, la sfera si è persa. La sfera si è andata a impossessare. Vai. Si è nascosta come è giusto che sia. Ragazzi, qui abbiamo trovato anche la sfera del drago. Dobbiamo partire a cercare le altre 6. Sì. Se siete d'accordo. Va Il bene? desiderio si può dire? No, ancora ne mancano 6, quindi ancora è troppo presto. Dopo ci pensiamo. Ci pensiamo dopo. Noi ti ringraziamo per questo bellissimo spettacolo. Grazie, che ci hai fatto Enrico. vivere. Grazie Enrico. Questa è tua. Ti aiuto, la sfera del... Ti aiuto pure io, dai. In un ciacu. Sì, Mi raccomando, seguite questo ragazzo perché e comunque se avete bisogno matrimoni, battesimi, feste per bambini, lui c'è, basta contattare Enrico Giacomo. Ora te le usciamo noi le cose. Vai, tranquillo, se non entrano. Te acchiappati pure questa. Mamma mia. Grazie. Ciao, un artiglio. Un artiglio. Ho trovato un artiglio io qua. Allora chiamiamo subito il prossimo artista. Ritorna con noi, l'abbiamo visto in veste del cugino dei cugini di campagna, ma stasera lo vogliamo anche nella sua veste, quindi riaccogliamo Raf D'Amico, l'ideatore insieme a me di questo programma. Grande Claudio, grande Emilio. Bentornato Raf. Allora Raf, ci fai ascoltare ai radioascoltatori? Ripeti perché ogni l'ultimo tanto sgancia il singolo microfono. del titolo Balla. Sì, il brano che è uscito quest'estate, la coreografia è stata diretta dalla maestra Deborah Pizzino, che salutiamo. La salutiamo. La salutiamo a Arcobaleno casa. Dance. Lo facciamo ascoltare? Sì. Vuoi salutare qualcuno a casa? Dopo facciamo Salutiamo tutte le persone che ci seguono da casa, soprattutto mia moglie e i miei figli. Quindi ciao Ambra, ciao Aurora, ciao Graziella. Andiamo con Balla. Ok. Vai. D'Amico. Sole che ci abbaglia, sento le tante voci in una piazza, il cuore non si stanca, dal mattino fino a mezzanotte. C'è una musica che ti rimane e ti fa ballare forte. Parabara, 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 parabara. Siamo noi degli anni d'oro, con i nastri giradischi, dove l'Italia prima sul podio, tra tutti i cuori e tutti i fischi, dove l'amore vinceva, ma poi ti feriva, e bastava un ballo a cambiarti la vita. Ma questa notte qui si balla, 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 salta, 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 e allora balla, 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 salta, salta, salta. Voglio sentire le voci cantare più forte, voglio vedere la luna che esplode stanotte. Non ti ricapita nessuna replica, qui si balla, balla, balla. Vedo ancora i tuoi occhi su di me, tu mi fai sentire vivo quando mi accarezzi il viso, e stanotte fino all'alba sai perché? Questa musica non stanca, vuole ancora un'altra danza. Parabara, 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 e bridiamo i nostri giorni quando facevamo i dischi, dove l'Italia è nel nostro cuore e tutto il mondo stava a sentirci, dove l'amore vinceva ma poi ti feriva, dove bastava anche un bacio a cambiarti la vita. Ma questa notte qui si balla, 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 salta, 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 e allora balla, 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 salta, salta, salta. Voglio sentire le voci cantare più forte, voglio vedere la luna che esplode stanotte. Non ti ricapita nessuna replica, qui si balla, balla, balla.
la luna che esplode stanotte. Grazie. Balla, 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 balla. Salta. Con la corda salta. Grande Raff D'Amico. Grazie Claudio. Mi vuoi dire una cosa? Dobbiamo svelare che questo videoclip che è stato girato insieme al Comareno Dance. Indovina la spiaggia qual è? Non dire niente. Freddo? No, ai Caraibi. Ai Caraibi. Esatto. Tu mi hai detto no, io mi sono messa a ballare. Sei stato ai Caraibi a girare il video, non mi hai invitato? Ci sono andati col treno. Ah, col treno? Con l'apparecchio. Quanti giorni? Fondaghello. Ah, Fondaghello. Hai visto che Ma tu, io voglio dire. Ma perché hai svelato? Io volevo... Scusa, abbiamo delle spiagge che sono l'invidia alle nostre, Fondaghello. quindi lo possiamo dire, Fondaghello Beach. Fondaghello Beach, meglio dei Caraibi. Bravo, diciamolo che abbiamo l'acqua bella. Però è bella. Grazie Raff, ci vediamo Grazie. dopo, Ok, perché dopo? dobbiamo dire una cosa. Grazie, a Raff dopo. D'Amico. Mi piace questa canzone. Balla, balla, balla. 1, 2, 3, salta, salta, salta. Adesso abbiamo altri ospiti che vengono anche loro da un programma speciale, giusto? Abbiamo un ospite che anche lui è stato alla corrida di Amadeus di questa edizione, che è andata in onda nel canale 9 a livello nazionale. Lui è un performer perché ha girato tante TV, Italia's Got Talent, Tu sì che vales, Striscia la notizia, ce un po' l'abbiamo anche noi qui su dappertutto. Bella. Si chiama Alessandro Spina. Facciamo un applauso. Buonasera a tutti. Ciao Ale. Ciao a tutti. Grazie Ben arrivato. Grazie per la bella presentazione. Sono reduce ultimamente della corrida di Amadeus. Com'è andata come esperienza? È stata un'esperienza molto bella perché comunque considera che avevi un tuo brano suonato dall'orchestra. Quindi e una cosa diversa, totalmente è una cosa diversa. assolutamente diversa. Lì era andato in una mise assolutamente diversa perché ero con braccioli, pinne e occhiali. Con Regalami un ghiacciaio. Anche perché cantare live è una cosa, ma cantare con un'orchestra che ti accompagna è totalmente un'altra È cosa. una figata. È qualcosa È una di... cosa fuori dal normale, è un qualcosa che devono vivere tutti. Secondo me chi ama cantare una volta nella vita lo deve fare e tu l'hai fatto. Io non ti ho invidiato, però sono stato contento perché è bellissimo suonare davanti dal vivo, cioè che ti suonano il brano dal vivo. Ce ne andiamo a cantare a Sanremo pure noi. Il maestro di Sanremo, ragazzi, mica Noi Bruscolini. Abbiamo un'orchestra pure pazzesca prima o poi. Quale brano hai portato stasera? Allora, io, lei che... Lei? Abbiamo lei è il palo, sì. È il palo che è lui. Brano dove io ho fatto l'attore. Lui ha fatto l'attore. Dove io ho fatto l'attore. Che in poche parole tu lo sai chi è lei? Non lo certo! Allora, me l'avete fatta spuntare così. Allora, lei è la sua lei, lui è lui. Sì. E indovinate un po', Claudio Solpietro è il palo. Un po' come Un palo. quello che resterà. Allora. Curioso. Avevi buone sensazioni dopo anni vissuti da solo, sperando in una botta di culo, magari forse è proprio quella giusta. Chi non muore si rivede di nuovo, nell'armadio uno scheletro c'è, lei sembra svincolato.
Mi sa che questo palo è andato a finire molto male. Diciamo che io ero il terzo incomodo, no? Io ero palo. Io, lei e il palo. Bello comunque, anche il video molto molto bello, davvero divertente, vi ho guardato. Andatelo a guardare su YouTube se qualcuno sta ascoltando in macchina, perché è molto divertente. Bella, chi l'ha avuta questa idea? Io. Io, lei e il palo, giusto? Ovviamente, che domanda. Io sono l'autore, il compositore. E poi tutto tu. Del brano Io, lei e il palo. Chiariamole queste cose, Io che è un giusto cantautore. chiarirle. Grande, poi i grandi arrangiatori, Riccardo Ischia, Renato Scire dell'associazione Solo Suono, e poi il videoclip realizzato da Nino Calvo. Dietro un bel brano c'è sempre sicuramente E poi un grande attore, Claudio Salpietro. Una grande squadra, e in questa squadra c'era il grande Claudio Salpietro, e poi Miriam è stata coinvolta già. Grazie Miriam, volevi salutare qualcuno a casa? Saluto tutti gli amici e i parenti. Brava, salutiamo mamma, papà salutiamo di Miriam. Tutti. E gli facciamo tanti auguri anche di Buon Natale, che è la cosa migliore. Buone feste a tutti. Grande, ciao. Ciao ragazzi. Io, lei e il palo. Aspetta che mi sa che sto microfono oggi gioca, vai. Ho detto, ti è mai capitata una situazione del genere, che ci fosse qualche palo nel mezzo? Fortunatamente no. Meno male, già non mi riesco a gestire la mia vita da sola, figurati con un palo in mezzo. Purtroppo oggi succedono queste cose. È vero. Quindi anche peggio. Bella idea di Alessandro Spina. Bella, mi è piaciuta. Allora, siamo giunti al penultimo ospite. Sì. Penultimo ospite, e poi dopo vi dobbiamo dare una bellissima notizia, e ricordiamo anche che da quest'oggi c'è questa nuova puntata che si chiama The Talent Show, dove se avete voglia di partecipare, anche tu che non hai mai fatto parte della TV, hai voglia di farti notare o di farti guardare o di vivere l'ebbrezza semplice di farti vedere in TV con un brano che lo canti, che lo balli. Soprattutto in diretta. Esatto. Diciamolo, noi siamo in diretta, quindi se sbagliamo ovviamente perdonateci, anche se non sbagliamo. Tutto in live, papà. Live. Contattaci e poi manda un video e vi faremo sapere, lo mandiamo a Claudio o a Raffo, anche a noi. A te. Lo giriamo poi ai ragazzi. Certo, assolutamente. Allora, chi è il penultimo ospite di questa serata? Un caro amico mio, un caro amico tuo. Che conoscevo bene e non poteva non essere presente stasera, lo dovevamo avere per forza. Con una sorpresa, ovviamente. Una news? Yes. Lui ce ne porta, ne sforna una. 1, 2, 3, dillo tu. Il nostro Olem. Buonasera, bella TV, buonasera. Ciao Olem. Siamo tornati, Claudio? Ma dove sei stato quest'estate? Claudio, è stata un'avventura pazzesca, perché quest'estate siamo stati a fare prima il concerto nel mio paese, c'è stata Mary, ci sei stato tu, è stato 4.000 persone, ragazzi. Grande. E ricordiamo una cosa importantissima. Avvicinatevi, perché ve ne andate là dietro? Il primo ed esclusivo live di Sonny DJ, che questa sera è qui con noi. Non si fa vedere mai. Lo salutiamo, un grande. È stato capace a farlo salire. Certo, era come. Lo tireremo in altre occasioni. Lo diremo, si è divertito molto. Sì, lo tireremo fuori. L'ho visto tornare gasato. C'è stata anche la nostra Mary con i suoi brani, che ha fatto impazzire tutta la piazza di Calatabbiano. Vittorio Emanuele. Tutt'oggi ancora mi chiedono: ma i brani di Mary, quando uscirete la canzone? Allora facciamo una cosa, perché è stato un periodo. Ora che io sono tranquilla, lo promettiamo qua, faremo fino all'alba la versione che avete sentito, perché me l'hanno chiesta anche a me, mi piace molto, e ne faremo anche qualcuno insieme, se sei d'accordo. Sì, per me va più che bene. E quest'estate ci sono delle belle novità che riguardano Mary Milani, e Olem sarà con me, anche ci sarà anche una novità che io voglio annunciare, sempre perché qui. il brano di stasera ha un'importanza è nuovo, è nuovo, non è stato ancora presentato. Aspetta, perché ogni tanto stacchi, ripeti. Io ho deciso di dare, diciamo, l'esclusiva del primo lancio, poco prima del lancio su Digital Store, a Bella Radio TV, per questo brano. Quindi in anteprima? E questo brano è importante perché è quello che andrà a dare il titolo al mio album estivo. Quindi non l'hai fatta a Nizza? No? Aspetta, voglio sapere quando uscirà questo brano. Allora, questo brano esce esclusivamente questa sera alle ore 21, quindi se non siamo ora, siamo sulla linea. No! Sono le 21 precise. No, è già fuori, però allora lo presentiamo siamo fuori, qua. però lo presentiamo qui. Dai, non vedo l'ora. Come si intitola, visto che il titolo del brano, nonché titolo anche dell'album, è Ritmo. Vai con Ritmo, Olem! Vai! Toda la vida hasta la muerte, senti che ritmo pam pam pam. Lei che mi cerca lo vuole forte, tutta la notte volerà.
Non ti fermare, sento vibrare, sento il tuo ritmo pam pam pam. Mi chiede un beso, no en la boca, esta es muy loca, una diabla. Tu con la tua voce mi sussurri nella mente, questa noche sta caliente, tu proposta indecente. Lei mi chiede di ballare, scusa non lo posso fare, la temperatura sale, non mi fare caricare. Entra nel privé, già bagnata di moe, poi mi dice sai che c'è, vieni scappare con me. Lei una chica mala, me parece una diabla, quelle ciglia di Dior, pronta per la sua sfilata. Stiamo en la cama, ella es moada, me mira los ojos que Sara. Lo vuole forte toda la noche, escucha ese ritmo, ram pam pam. Toda la vida hasta la muerte, senti che ritmo, pam pam pam. Lei che mi cerca, lo vuole forte, tutta la notte volerà. Non ti fermare, sento vibrare, sento il tuo ritmo, pam pam pam. Mi chiede un beso, no en la boca, esta es muy loca, una diabla. Lei con la sua bocca si mi prende poi da dentro, ma con quello sguardo intenso mi può dare sto tormento. Lo facciamo nella doccia, ma poi goccia dopo goccia la temperatura sale e stanotte si sboccia. Mami tu me quieres, ma mañana te lo olvide. Quello che facciamo noi non lo possiamo dire. Solo un'avventura, ma ci resti un po' delusa se ripensi a stanotte quando con me eri nuda. Stiamo en la cama, ella es moada, me mira los ojos que Sara. Lo vuole forte toda la noche, escucha ese ritmo, ram pam pam. Toda la vida hasta la muerte, senti che ritmo, pam pam pam. Lei che mi cerca, lo vuole forte, tutta la notte volerà. Non ti fermare, sento vibrare, sento il tuo ritmo, pam pam pam. Mi chiede un beso, no en la boca, esta es muy loca, una diabla. Toda la vida hasta la muerte, senti che ritmo, pam pam pam. Mi chiede un beso, no en la boca, esta es muy loca, una diabla. Senti che ritmo, pam pam pam. Lei che mi cerca, lo vuole forte, tutta la notte volerà. Non ti fermare, sento vibrare, sento il tuo ritmo, pam pam pam. Mi chiede un beso, no en la boca, esta es muy loca, una diabla. Ritmo, mi piace! Mi piace anche il pam pam. Allora, com'è stato l'impatto? Bello. Molto bello. Possiamo dire che per la prima volta sto brano è stato in esclusiva per tutti, perché neanche Claudio l'aveva ancora ascoltato. Che io di solito sono quello che lui... Claudio, come ti sembra sto brano? Vuol dire Lo che era seguo sempre. sicuro, vuol dire che era sicuro per non farlo ascoltare, vuol dire che gli è piaciuto. Bravo, bravo. È stato un impatto per convincermi anche a dare il titolo all'album, vuol dire che ti è piaciuto tanto, l'hai sentito tanto tu. Devo dire molto bello anche perché prende, e soprattutto non so se è voluto, il pam pam Sì, pam, il pam 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 può era proprio lanciare proprio al e brano anche il un modo di tormentone. coinvolgimento per Esatto. il pubblico, per sentirsi partecipe nella E canzone. infatti ci hai reso partecipi anche a noi, perché è bellissimo tu al concerto e quando è là tutti è pam pam pam. Olem, il 2.0 ci sarà? Sì, ci sarà sicuramente il 2.0 e ti dico di più. Io quest'estate, dopo il concerto che noi abbiamo avuto a Calatabbiano, io sono stato con Claudio anche a Nizza di Sicilia, che ci hanno chiamato tramite il comune. Noi siamo andati e posso dire una cosa, ho ritrovato in Claudio ormai il mio presentatore ufficiale. Ed è una cosa perché bellissima. quando lui mi accompagna noi ci divertiamo, è ormai un insieme. Se lui arriva a Sanremo, io arrivo a presentare il festival. Sono sicuro. Io voglio venire a cantare, Ok, prendimi. no, io ti faccio presentare, cantare tutte cose. Senza giri di quelle cose che hanno fatto lì quell'altro, ti prego. Un attimo, solo se il brano lo scrive il grande autore Sonny. Se no, io te lo scarto. Ti dico di più, potremmo Ce ne creare... sono 3 pronti che appena li senti spaccano. Mettiamola così, lui presenta, io e te facciamo la canzone insieme e Sonny ce la scrive. A posto. Lo mettiamo a dirigere l'orchestra. Siamo pronti. Dirige l'orchestra il maestro Sonny DJ. Olè, abbiamo impiantato, le cose si fanno così subito. No, mi piace tanto. Mi ha preparato 3 brani nuovi già, che appena li sentirete sono 3 bombe. Io ho pazzesche. molta fiducia, ormai nei brani di Sonny so che spaccheranno già. spaccano tutti. Olem, ti faccio tanti auguri di buon Natale. Ritmo, andatelo a cercare su YouTube. Da questo momento YouTube, Spotify, tutti i digital store sono abilitati per cercare Ritmo, la troverete E condividete. E saluto il papà Salvatore che gli voglio Salutiamo bene. i miei genitori e mia nonna che stasera si è collegata appositamente. Lei di solito la sera, messe, cose questa sera su Bella Radio TV con noi. A Ritmo Sonno non ci negala. No. Allora, noi ci vediamo, io vi lascio lo spazio. Grazie. Ok, allora, Grazie. una buona serata a tutti. Ciao Bella Radio. Auguri. Seguitelo. Facciamo tornare Raff che dobbiamo dare una e poi notizia. chiudiamo. Ok, Raff D'Amico ritorna con noi, Sonny prepara la locandina, eccoci. Eccomi qui. Anche perché c'è qualcosa che succederà. Abbiamo il nostro Goku
il 31 di dicembre. Esatto, il 31 Mostriamo la dicembre locandina, noi vai. saremo lì Da Spina. da Spina, ristorante Trattoria Fondachello. Spina, Fondachello, insieme Facciamo guardare. al DJ, il nostro DJ Raff, a me, Claudio Salpietro, e ci sarà anche Enrico Jaguar con i suoi travestimenti per i più piccini, Batman, Flash, eccetera, eccetera. Allora, diciamo che ci sarà il cenone di Capodanno, giusto? Sì, esatto. Ci sarà proprio il cenone per passare un Capodanno insieme, in allegria, in musica e con tanti spettacoli, tra cui il suo, ci siete anche voi ovviamente. E poi ci sarà anche un duo di brasiliani, che è una ragazza e un ragazzo che a ritmo di samba Tante sorprese. faranno ballare un po', diciamo, il pubblico, ovviamente i commensali, come si vuol dire, ecco. Diciamo che c'è anche un numero di prenotazione qualora volete prenotare, perché ovviamente essendo il cenone di Capodanno i posti bisogna bloccarli prima. Sì, perché siamo quasi pieni, però ancora qualche posto c'è. C'è la Si locandina. chiamano subito, sì. C'è la locandina che la potete Esatto. trovare nei social dei ragazzi. Esatto. Ci saranno fuochi d'artificio, insomma ci sarà di tutto. Una bella festa. Si andrà avanti anche dopo la mezzanotte a certo. ballare. E che fai? Finisci a No, mezzanotte? ti posso dire che ci sono dei locali dove sono stato io, senza fare nomi, che a mezzanotte e 10 tagliano il panettone, ciao a casa, buongiorno e buonasera. Dopo si balla. Dopo ci dobbiamo divertire. E Dopo la mezzanotte si scherzosamente a mezzanotte sai che io ti aspetterò. Grazie ragazzi. Ragazzi, buone feste. Volete fare gli auguri? Sì, voglio fare tutti gli auguri ai radioascoltatori di Radio Bella, tutti coloro che sono a casa. Un grazie di cuore da Raffa D'Amico, Claudio e il nostro qua Dopo. Super Saiyan. Enrico Jaguar. Grazie ragazzi, grazie. Ragazzi, ci vediamo allora il 31, Fondachello, Trattoria, ristorante aspettiamo. Marinara, Spina. Grazie a tutti. Claudio, ciao ragazzi, siamo arrivati al termine, ovviamente la puntata la chiuderai tu. Sì. Allora, quale ci canti e dopo salutiamo? Sì, allora io volevo omaggiarvi di un brano che ho scritto, il testo è stato scritto da me, ovviamente la musica, io non sono un cantautore perché non mi definisco un cantautore, sono uno showman, è stata elaborata con l'intelligenza artificiale perché i brani li scrive il mio maestro Salfi, lui è un cantautore, io sono uno showman, un brano divertente che parla di un ragazzo che si vantava, ma poi il karma gli torna, scoprirete il titolo Tanino e Peperoncino. Quindi grazie e auguri di buon Natale. La storia di Tanino, capo di mangiare si troppo peperoncino, come ci finì? Ascoltate la canzone, Tanino in do bar si vantava assai, troppo assai, una faccia più tosta e una ucca più mai, piccanti non mi fa niente, sogno fotta assai, ma quando mai Tanino, campione di bugie, mangiava piccante, ai ma chi pazzie, dopo una mossa, cuffaci scura, scappavo bagno, diarrea sicura, scappa, portatemi pipi più forti che c'è, o più forti mi raccomando, vi faccia videre che sogno re, Tanino, tu sei re de bestia, Tanino, campione di bugie, mangiava piccante, ai ma che pazzie, dopo una mossa, cuffaci scura, scappavo bagno, calasciotte sicura, ora ando bar, non pare più assai, modo stati, ti chiudo culo, ti mi sente guai, a bocca larga, ti rovino a mutanna, Tanino, campione di bugie, mangiava piccante, ai ma che pazzie, dopo una mossa, cuffaci scura, scappavo bagno, diarrea sicura, e brucio Severino, mangiare pastina di capo mattina, di fare lo spetto non ti basta mai, lo piccante usai, ti misi in mezzo e guai, Tanino, campione di bugie, mangiava piccante, ai ma che pazzie, dopo una mossa, cuffaci scura, scappavo bagno, diarrea sicura, diarrea sicura.
Tanino, tu te l'avevi detto, non mangiare troppo peperoncino, perché se no... Ai 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 ai, Tanino, campione di bugie, mangiava piccante, ma che pazzia. Dopo una mossa, cuffaci scura, scappavo bagni con la sciotta sicura. Amante del peperoncino, che dolore di pancia, che mal di pancia, quindi non abusate perché uno mangia e poi dopo l'indomani i fuochi d'artificio. È un fatto vero, successo non a me ma a qualcuno che conosco che sicuramente lo sa. Ha condiviso con te questa gioia? Ah sì, abbiamo fatto la scommessa e poi lui, Tanino, campione di bugie. Scopriremo chi è Tanino. Fantastica questa cosa, abbiamo chiuso in allegria questa ultima puntata del 2025, Claudio. Ci salutiamo così, ricordiamo che chiunque vuole può contattarci per entrare a far parte di questa di questo nuovo programma che appunto è il Talent Aperto Show. a tutti. Esatto. Diciamo quando è la replica. La replica la faremo venerdì alle ore 20, venerdì 26. Quindi Santo Stefano in compagnia del The Talent Show di Claudio Salpietro e Raffa D'Amico. Esatto, noi ci divertiamo, ci siamo divertiti, speriamo che vi siete divertiti anche voi. Che dire, Claudio, ti auguro un buon Natale, grazie, buon anno e tante cose, tutto quello che il tuo cuore desidera che si realizzi presto. Ti ringraziamo. E io voglio fare gli auguri a tutti i radioascoltatori, telespettatori. Ci sarà una sigla che manderà il nostro Sonni, che è una mia versione che già ho fatto l'anno scorso. Il videoclip è stato girato insieme all'Arcobaleno Dance della maestra Deborah Pizzino, I Natalini, che è un brano dal titolo A Natale Puoi, una cover reinterpretata da me per fare gli auguri a tutti i radioascoltatori, telespettatori di Bella Radio TV. Grazie, una buona serata. Ciao, auguri di buon Natale, buone feste da Claudio, Mary, Raff e tutti quanti. Ciao! A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai, riprendere a giocare, riprendere a sognare, riprendere quel tempo che rincorrevi tanto. È Natale, a Natale si può fare di più. È Natale, a Natale si può amare di più. È Natale, a Natale si può fare di più. Per noi, a Natale puoi. A Natale puoi dire ciò che non riesci a dire mai. Che bello stare insieme, che sembra di volare, che voglia di gridare, quanto ti voglio bene. È Natale, a Natale si può fare di più. È Natale, a Natale si può amare di più. È Natale, a Natale si può fare di più. Per noi, a Natale puoi. È Natale, a Natale si può amare di più. È Natale, a Natale si può fare di più. Per noi, a Natale poi. Luce blu, c'è qualcosa dentro l'anima che brilla di più. È la voglia che hai d'amore, che non c'è solo a Natale, che ogni giorno crescerà se lo vuoi. A Natale puoi. Tanti auguri di buon Natale, telespettatori da casa, radioascoltatori e tutti coloro che ci seguono, che ci ascoltano. Sì, tanti auguri di buon Natale a voi, ai vostri cari, da Claudio
Fabio Salpieti, dall'Arcobaleno Dance, da tutti gli amici della musica nel cuore.